assolutamente non è abbastanza considerato, non è per nulla considerato. Noi pensiamo che, abbiamo dato i dati, sono evidenti, noi dal 15 al 20% tesserati o spettatori paganti, i dati non pugnali, e il nostro risultato è che sui telegiornali della RAI e sulle trasmissioni di intrattenimento, trasmissioni sportive, il basket non c'è. Per cui noi pretendiamo che questo spazio ci sia, ci è dovuto dal regolamento della RAI, la RAI appunto lavora in concessione col governo e lo fa, siccome ci fa pagare il canone, lo paghiamo tutti, lo pagano anche i 1,5 milioni di spettatori paganti del basket, contro il buon senso e la buona volontà, cioè credo che più di così adesso bisogna agire. Il mondo del basket è stato per anni assolutamente sottodimensionato e dire poco, quindi noi abbiamo diritto ad avere dal 15 al 20% per esempio del tempo della domenica sportiva, la domenica, dal 15 al 20% del tempo, 4 ore di spettacolo parla solo di calcio e dopo ci lamentiamo che un paio di calciofili. Chiaro questo, cioè abbiamo i tesserati che sono il 23% dei tesserati del calcio, è un mondo gigantesco che continua a vivere, pensate, senza neanche avere la visibilità che ha il calcio. Credo che questo rapporto vada ricostruito. Hanno sottoscritto questo impegno tutti i maggiori club, le 16 grandi squadre, e adesso lanceremo questa lettera come lettera manifesto per tutto il mondo dello sport e il mondo del basket.